20 anni fa ci lasciava Corrado, tra i personaggi più amati della storia della televisione italiana, ce lo ricorda Daniela Bisogni. Sono Corrado. E beh, cosa ho detto io? Lei ha detto buongiorno. Buongiorno Corrado. La presa in giro di Totò a Corrado Mantoni, celebre solo con il suo nome, testimonia quanto fosse famoso all'epoca della radio. Voce amica dei militari di ritorno dal fronte, poi conduttore dei programmi televisivi sperimentali e ancora icona della prima TV con Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. La guerra è finita. In radio diede la notizia della fine della Seconda Guerra Mondiale, come pure della nascita della Repubblica Italiana, tanto che Luchino Visconti lo immortalò in Bellissima nel ruolo di se stesso. Attenzione, papà, mamme, parenti. Così Umberto Eco disse che Corrado è l'Italia, l'Italia lo ama, forse anche per le sue trasmissioni che restituirono nel dopoguerra la voglia di divertirsi. Con lo pseudonimo di Corima fu anche autore e regista di molti programmi di successo, come Il Rosso e Nero, dove comparve Sofia Loren come Valletta, La Corrida, Domenica In e Canzonissima, che lanciò la Carrà con il famoso ombelico scoperto. Questa bella sinfonia il mondo canterà. Il Rai per 30 anni fino all'82 con Fantastico ebbe successo per quell'eleganza, garbo e ironia che gli consentivano di entrare nelle case come l'amico rispettoso, beneamato, mai volgare e dalla voce inconfondibile. E voi la vostra figuretta la farete sempre. Date retta a me. Grazie, cara.